devo solo rilasciare un'attestazione sul progetto. Noi abbiamo visto dettagliatamente questo progetto. Il nostro mestiere, il mestiere della banca, l'Istituto per il Credito Sportivo, è finanziare impianti sportivi, quindi io non posso non sottolineare come questo progetto risponde a tutte quelle caratteristiche innovative che il nostro Paese attende per più di 15 anni, perché come ci ricorda sempre l'avvocato Pancardi, da questo punto di vista non siamo indietro da 15 anni rispetto agli altri Paesi dell'Europa. Questo è un grande progetto, quindi a me fa molto piacere complimentarmi con voi, con Udine, con la città di Udine, ma anche soprattutto con tutto il gruppo di lavoro che ha predisposto un progetto che parte dal piano economico, dalla sua sostenibilità, dalla sua capacità di accoglienza, dalla sua capacità di essere un progetto innovativo anche dal punto di vista delle compatibilità ambientali. Questo ovviamente fa molto piacere, perché noi siamo alla ricerca di chi riesca, e noi contiamo molto che Udine, l'udinese, Friuli riesca ad essere l'apripista per un processo che dovrà vedere il nostro paese un profondo rinnovamento degli impianti sportivi. Quindi grazie e complimenti. Magari sono pure un po' informale, però purtroppo ho questo limite di a volte non sapermi intrattenere, però insomma prendiatelo in senso positivo, purtroppo sono fatto così. Passatemi una battuta all'inizio in risposta all'amico Martinez, con il quale ci siamo visti spesso in commissione ANCI. Dice un compito difficile, a me dopo la Federcalcio me ne capitasse uno facile, sembra quasi che mi riattiro, però ci ho detto, io ringrazio il Presidente Pozzo e ovviamente attraverso di lui tutta l'Udinese Calcio, l'avvocato Campoccia, che ho finalmente conosciuto dopo ore e ore passate al telefono, e mia moglie cominciava a nutrire sospette sull'avvocato Campoccia, e ovviamente con tutti i partner che hanno collaborato a questa presentazione alla quale ho assistito questa sera. Lo ringrazio perché da un lato ovviamente devo manifestare come presidente di questo comitato neonato che avrà e ha il compito di gestire una fase sicuramente difficile per l'attuazione di questo programma straordinario, lo dico a beneficio dei giornalisti, che sapete è sorto e scaturito dai tragici fatti di Catania, dal decreto Amato, dalla esigenza di intervenire prendendo consapevolezza del fatto che poi la violenza non si combatte soltanto con atti repressivi, ma occorrono progetti educativi, occorrono interventi infrastrutturali per dotare poi le tifoserie, il pubblico, gli spettatori anche di ambienti accoglienti dove poter vivere uno spettacolo sportivo, appunto. Quindi nasce da fatti tragici, Dio solo sa quanto io li abbia vissuti, ma con l'obiettivo dichiarato di voler dimostrare che per una volta in questo paese riusciamo a mettere mano a qualcosa di importante come l'impiantistica sportiva, e com'è in questo all'interno dell'impiantistica sportiva il problema stadi e palazzetti, perché poi come Martinez sa bene ci occupiamo anche di palazzetti, c'è tutte l'impiantistica ad uso e consumo degli sport professionistici, senza la necessità che si debba organizzare un grande evento. Purtroppo abbiamo perso la candidatura per anche con un impegno serio su un impianto importante come quello che può essere rappresentato da uno stadio polifunzionale, con l'idea di un'ecosostenibilità. Io credo che sia un aspetto assolutamente importante, che va sottolineato e assolutamente apprezzato, e apprezzamento ai tecnici che ci hanno lavorato, ovviamente non l'avvocato Campoccia, perché credo che non ne capisca nulla, ma ai tecnici come il Presidente Pozzo, evidentemente ai tecnici. Ci ho detto quindi da parte mia come Presidente del Comitato, ovviamente io non voglio assolvere con l'umiltà che mi caratterizza nell'approccio ai problemi difficili questo ruolo che mi è stato affidato con la presunzione di riuscire ad affrontarle e a raggiungere risultati. Questo no, non ho questa presunzione, come non l'avevo quando entrai in Federcalcio come commissario. Avevo soltanto la consapevolezza che avevo fatto di tutto il possibile per raggiungere quel minimo di risultati che ritenevo importanti, non per me, ma per il sistema, per gli utenti, per la cittadinanza, per la collettività, per gli appassionati del mondo del calcio.
Con la medesima umiltà mi sto approcciando a questo. Ovviamente i ricavi di una squadra sono rappresentati da circa il 66, tra il 66 e il 70% del totale dei ricavi della squadra, e i ricavi da stadio soltanto rappresentano il 12% del ricavo di una squadra, e per la parte commerciale è 25%, e in Inghilterra invece c'è quasi una equiparazione fra i ricavi di stadio e i ricavi da diritti televisivi. Rimane di stucco, perché ti rendi conto che se noi riuscissimo a smarcarci da questa imbrigliatura che oggi è fotografata dalla situazione esistente, potremmo ridare e riequilibrare anche la competitività del sistema calcio, ma nello stesso tempo anche dare la possibilità di riequilibrare le fonti di ricavo per un club. Molto tempo, l'altra da meno tempo, quella che lo fa da più tempo è l'Udinese. Adesso ha incominciato anche l'Università di Udine a far conoscere il Friuli e Udine nel mondo, e io penso che questo sia così un'alleanza tra istituzioni e imprese che è estremamente benefica per la comunità, e senza dubbio, se appunto gli elettori vorranno